Buonasera a tutti. Amen. È arrivato il momento aspettato, no? Ci sono tante persone che sono ancora in piedi, magari quelli che hanno una borsa appoggiata sulle sedie lì o che hanno un posto libero lì. Alzate la mano così in modo che le persone possano accomodarsi lì vicino a te. Guarda lì, le manine alzate lì, così potete andare lì a prendere il vostro posto. Amen. Aspettiamo un attimino che si sistemino. Resta con la manina alzata là se c'è ancora il posto. Ecco, ci sono posti lì. Voi che siete in piedi lì, ci sono posti lì in fondo. Amen. Vorrei con tutto il cuore ringraziare a tutti voi per la vostra presenza qui, perché avete accettato il nostro invito, invito di Angelo e di tutta la squadra Hopeful, e noi vogliamo ringraziare con tutto il cuore perché siete venuti questa sera per lodare il Signore insieme, no? Non è un show, no? Noi faremo un culto di adorazione al Signore, no? Io penso che vedere questo qua è qualcosa che gradisce il cuore del Signore, no? Oh, quanto è buono e gradevole che i fratelli vivano insieme, no? E so che il cuore del Signore bussa più forte, batte più forte in questo momento, di vedere tante chiese riunite insieme per adorare il Signore. Io vi chiedo un attimino di lì nel vostro posto, di alzarvi un attimo, noi pregheremo consacrando questo tempo al Signore, no? Chiudete i vostri occhi e parliamo con il Signore. Padre Santo, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per ogni vita che è qui stasera, ma soprattutto vogliamo ringraziarti perché tu sei qui. Come quella musica che noi cantiamo, Signore, tu non dovevi venire, ma tu vieni sempre, tu non manchi mai. Noi possiamo contare sempre con la tua presenza e oggi noi siamo riuniti qui nel tuo nome, Gesù amato, per fare a te un trono di lode, un trono di gloria. Noi ti chiediamo, prendi il tuo posto e ricevi tutta l'adorazione, Signore, che tutte queste chiese che formano il tuo corpo si sono riunite per darti stasera. Ricevi la nostra lode, la nostra adorazione, che questo tutto possa rallegrare il tuo cuore. Questo è il nostro desiderio, fare il tuo cuore battere più forte, Signore, di sentire la voce della tua Chiesa che ti loda insieme. Nel nome di Gesù. Amen. Possiamo applaudire il Signore. Forte, forte. Ora lo so, non è mai troppo tardi per rinascere, per uscire dal buio e trovare la luce, come aprire gli occhi per la prima volta, come un seme nella terra. Il mio cuore debole è rinato nella sua potenza, metamorfosi, e tornare al mondo con un'anima nuova, metamorfosi, e la sua promessa, il dono della fede, vita la sorgente, cura la tua sete. Ora lo so, non è mai troppo tardi per sorridere e lasciarsi alle spalle anche i giorni più neri,
come aprire gli occhi per la prima volta, come un seme nella terra. Il mio cuore, fragile, è più forte nella sua potenza. Metamorfosi e tornare al mondo con un'anima nuova, nuova. Metamorfosi e la sua promessa, il dono della fede, vita la sorgente, cura la tua sete. E tornare al mondo con un'anima nuova, nuova. Metamorfosi e la sua promessa, il dono della fede, vita la sorgente, cura la tua sete. E la sua promessa, cura la tua sete. Ogni giorno, ogni giorno, cura la tua sete. Perché lui sa di cosa ho bisogno e provvederà. Perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno e provvederà. Non temo il freddo, non temo il buio, non temo l'offesa, né il rifiuto. Dio è con me nel deserto, con me mare aperto, con me la terra trema. Dio è con me se non vedo, con me se mi perdo, con me se mi arrendo. Perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno e provvederà. Sì, perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno e provvederà. Non temo il salto nel cambiamento, nel suo mantello mi avvolgerò e camminerò, perché Dio è con me, con me, con me. Oh, Dio è con me, con me, con me. Perché lui sa, perché lui sa di cosa ho bisogno
e provvederà. Sì, perché Lui sa, perché Lui sa di cosa ho bisogno e provvederà. Mi rialzerò e vincerò in una tela di mani, aspettando domani, e non accetto più lividi sulla mia coerenza, sulla mia coscienza, come un battito d'ali che servono in volo. Ho bisogno di credere alle cose più vere, alle cose sincere, quelle che ho il dovere di difendere da ora in poi, da ora in poi. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, che mi dai. Su questo sasso io mi fermerò, ripenserò a quello che non avevo e a tutto quello che ora ho. Posso fare a meno di confondermi, perché di te mi fido. Padre, grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai. Io non sono solo ed apro gli occhi verso il cielo mentre soffi per tenermi in volo. Oltre le montagne volo verso quei giganti per combatterli, distruggerli. Grazie per la vita che mi dai ogni giorno, quella vera, quella che guarisce il mondo. Grazie per la vita che mi fai sentire e quel suono dolce delle tue parole fanno breccia al cuore. Grazie per l'amore che mi dai, che mi dai. Amen. Buonasera Venezia, buonasera Veneto. Quante persone felici ci sono qui questa sera? Quante persone piene della gioia del Signore ci sono qui questa sera? Allora, guarda la persona che è a fianco, mentre la regia fa partire il brano, anche se non può vedere il tuo sorriso, tu sorridigli, ma fai sentire la tua voce dicendogli: la gioia del Signore è la mia forza.
La gioia del Signore è la mia forza. Vai, oh, sì. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. Vai! Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Vai! Batti le tue mani. E se ci credi che la sua gioia è la tua forza, cantalo insieme a me in questa sera. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a Lui per sempre, amen. La gioia del Signore è la mia forza, a Lui tutto l'onore e la gloria, ogni potenza e maestà appartengono a chi? A Lui per sempre, amen. Dillo! Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. Batti le tue mani. Alza le tue mani, yeah. E vogliamo lodare Dio con le nostre mani, con le nostre braccia e col nostro corpo, amen. Perciò insieme adesso, tu, oh, salta! Cantiamolo insieme. Celebra, celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, adora il suo nome. Celebra il Re, esalta il Re, muovi il cielo adorando Lui. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi. E batti le tue mani a colui che è degno di ricevere tutta la lode e tutta la gloria. Se questo applauso è per Gesù, fallo più forte, perché Lui è degno di riceverlo tutto quanto. Celebra il Re. Celebra il Re, muovi il cielo adorando. Celebra il Re, esalta il Re, insieme a noi.
dove vuoi tu, perché da solo so che non c'è posto, fin quando il buio non sarà mattino. Da questo cedro cadranno foglie, ti seguirò fin dove vorrai tu, in capo al mondo senza compromessi. La mia tempesta sarà calma, piatta, e la tua mano sarà la barca. Padre, dove siamo andati a finire? Noi che abbiamo perso i valori e da tempo non perdoniamo più. Io voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me. Ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. Seguirò i tuoi passi come schermi, ogni misura nella tua parola, e noi strumenti nelle mani tue, sotto la pioggia, con il sole. E Padre, dammi tu il coraggio che manca, rendi forti queste mie braccia e poi consolami come sai. Io voglio costruire qualcosa per te e ancora migliorare partendo da me. Ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. Oh, lasciando il resto fuori, via da me. Io voglio costruire qualcosa per te, diglielo, e ancora migliorare. Ed oggi poso il mio mattone qui alla tua presenza. Io voglio fare a meno di quello che ho, se quello che ho raccolto non viene da te. Rabbocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. E vogliamo lasciare fuori dalla nostra vita tutto quello che non appartiene a Dio, che non proviene da Lui, e dire: Signore, io voglio continuare a costruire per il tuo regno, nel tuo regno, per l'edificazione della tua Chiesa. E sapete, questo brano citava un albero, e prima di citare questo albero, che è il cedro del Libano, prima di parlarne ho voluto comprendere che vita svolgesse il cedro del Libano e capire la sua storia. E sapete, ci sono due caratteristiche del cedro del Libano che mi hanno così tanto colpito da riportare nello spirituale. La prima caratteristica dice che il cedro del Libano in ogni stagione della sua vita non cambia, la sua identità resta stabile, le sue foglie restano verdi, non cambia colore, non muta, resta sempre con la sua stessa identità. Quando fa troppo freddo resta verde, quando fa troppo caldo
resta verde. Nelle mezze stagioni, anche se a volte le foglie cadono, la sua identità non muta, verde. E un'altra cosa che mi ha colpito molto è stato nel sapere che il cielo del Libano dentro di sé contiene un profumo così forte, ma così forte da fare allontanare tutte quelle persone che provano ad abbatterlo. È difficile abbattere un cielo del Libano, sapete, perché il profumo che è contenuto all'interno di quell'albero è così forte da farti indietreggiare. E sapete, nello spirituale ho pensato molte volte quante situazioni e circostanze, parole, persone hanno provato ad abbatterti, hanno provato a scoraggiarti, hanno provato a sradicarti, hanno provato a demoralizzarti, a demolirti. In questa sera siamo venuti qua anche per ricordarti che in te, così come nel cedro, c'è un profumo. E in te c'è un profumo così grande, in grado di poter fare allontanare tutte quelle situazioni, persone, parole, circostanze che proveranno a sradicarti e a buttarti giù, che è il profumo di Cristo. E più le situazioni verranno su di te, e più tu risponderai col profumo di Cristo. E più tu risponderai col profumo di Cristo, e più le circostanze negative fuggiranno dalla tua vita. E tu potrai dire: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, perché io so in chi ho creduto. E ancora oggi, anche nelle difficoltà, potrai dire: tu sei il mio Dio. Signore, tu sei il mio Dio, il Dio in cui io confido in ogni tempo, in ogni tempo. Dal cielo guardi su me, dal cielo mi curerai, e non c'è un luogo al di là dove non troverò il tuo sguardo su me. Dal cielo proteggerai, dal cielo mi ascolterai. Se parlassi, Dio, dove sei? Tu diresti: con te da sempre, non ti lascio mai solo, figlio. Se camminassi nel fuoco non mi brucerei, saresti con me presente, con me presente. Se camminassi sulle acque non affonderei, saresti con me presente, con me presente. Sei il mio Dio in cui confido, il mio Dio in cui confido, il mio Dio in cui confido, il mio Dio in cui confido. E dal cielo proteggerai, e dal cielo mi ascolterai. Se parlassi, Dio, dove sei? Tu diresti: con te da sempre, non ti lascio mai solo, figlio. Se camminassi nel fuoco non mi brucerei, saresti con me presente, con me presente. Se camminassi sulle acque non affonderei, saresti con me presente, con me presente. Diglielo. Sei il mio Dio in cui confido, il mio
mio Dio in cui confido. E che bello poter dire: Signore, tu sei il Dio in cui confido. E non c'è niente, nessuna cosa che potrà separarmi dal tuo amore. Tu sei il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Nessun nome pari al nome di Gesù. E qui siamo in questa sera per dichiarare ancora una volta che Lui è il Dio dell'impossibile, che la sua destra ci sostiene, che la sua destra ci fa vincere in tempi di pandemia, in tempi di guerra, in tempi di difficoltà. Lui è con noi, non ci lascia e non ci abbandona. E ancora oggi vogliamo dichiarare la nostra fede, perché fede è certezza e fede è anche dimostrazione. Noi dobbiamo avere la certezza che Dio è con noi e dimostrarlo a chiunque, e vogliamo essere luce di questo mondo, sale di questa terra, e dire: Signore, grazie, perché tu sei il Dio, l'unico Dio in cui confido, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, e quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. Il Dio dell'impossibile, Lui non rinuncia a me. La sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, Lui non rinuncia a me. La sua destra mi sostiene, mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Perché la sua voce che ti dice: vai avanti, io sono con te. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. Ma tu non sei solo, Dio è con noi. E so che non sono sola, e quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Perché cieli e terra passeranno, ma Lui mai. Restami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. O Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
vale essere il Dio dell'impossibile. Lui non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, Lui non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile. Cantiamolo insieme. Il Dio dell'impossibile, Lui non rinuncia. Con fede, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, Lui non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, il Dio dell'impossibile. Grazie Signore, perché in ogni tempo noi che siamo il tuo popolo sappiamo su chi possiamo contare. Tu che hai creato i cieli e la terra, i mari e i monti, ogni cosa. Se questo applauso era per Gesù, fallo più forte, perché Lui è degno di riceverlo tutto quanto. Amen. Buonasera a tutti, pace sia con voi, amen? Possiamo applaudire ancora il Signore, amen? Alleluia! Ah, quanto è bello, no? Quanto è bello lodare il Signore. Amen? Chi qua si definisce un adoratore? Amen? E questo è bello perché la parola di Dio dice che Lui sta cercando quelli che lo adorano in spirito e in verità, amen? E io sono sicura che se Lui guarda verso Venezia questa sera, Lui trova tanti adoratori, amen? E gloria a Lui per questo. Siete felici, no? Riusciamo a sentire questo, riusciamo a sentire l'atmosfera che c'è in questo posto. Lodato sia il Signore per ogni cosa. E io adesso ti farò una sfida di continuare a lodare il Signore, però con la tua offerta. Amen. Vedete tutto questo che c'è qua, tutta questa struttura, questi cantanti, queste persone che cercano di lodare il Signore, che hanno veramente dedicato la loro vita per poter predicare il Vangelo. Tutti noi sappiamo che non è semplice fare questo in questa nazione, in nessuna nazione, diciamo la verità. E allora oggi la tua offerta riuscirà a sostenere, ad aiutare a sostenere tutti i costi che ci sono perché questo avvenga. Amen? Perché è bellissimo venire, è bellissimo essere riempiti dalla parola, riempiti dallo Spirito attraverso le lodi e tutto, però anche noi possiamo fare parte di questa benedizione.
Sapete, io posso dire, io faccio parte della benedizione che c'è sulla vita di Angelo Malgeri, sulla vita di Isabella, sulla vita di Tom Carfi, sulla loro famiglia, sulla vita di Pastore James, sulla CCMI di Venezia che ha promosso questo evento. Io faccio parte perché anch'io ho contribuito. E tu potrai portare anche questa gioia con te, lodando il Signore anche con le tue tasche. Voi eravate qua che cantavate, rabocca le mie tasche solo con i tuoi valori, lasciando il resto fuori. Adesso io ti sfido a prendere nelle tue tasche quello che tu hai preparato, il meglio che tu hai per il tuo Dio in cui tu confidi. Amen. Possiamo prendere nelle nostre mani le nostre decime, voi che siete della Chiesa, che avete portato le decime, anche le nostre offerte, amen, per aiutarci a sostenere tutti i costi di questo evento, e noi consacreremo al Signore. E poi vi chiederò di fare un po' alla volta, no? Di magari prima la prima fila, dopo la seconda, la terza, di venire qui. Perché deve essere una cosa voluta da te. Tu ti alzerai, ti muoverai per poter offrire al Signore. Amen. Preghiamo. Amen. Signore, noi ti ringraziamo per la tua fedeltà, per la tua bontà, Signore. Ti ringraziamo che anche se a volte noi, Signore, veniamo meno nella nostra fede, tu non manchi mai, Signore. Noi vogliamo, Signore, continuare a lodare il tuo nome con le nostre decime, con le nostre offerte, Signore. Vogliamo anche noi esserne parte, Signore, di questo progetto meraviglioso dello spandere della tua parola in questa nazione, Signore. Allora, Signore, noi consacriamo a te, Signore, e ti chiediamo saggezza sempre, Signore, nel gestire la tua opera, Signore, perché noi vogliamo essere approvati da te. Benediciamo quelli che non hanno da dare, Signore. Ti chiediamo che possano, Signore, avere, Signore, le porte aperte, porte di lavoro, Signore. Tutto quello che stanno cercando, Signore, sia aperto per loro, in modo che anche loro possano avere la gioia di contribuire, di essere fedeli a te, nel nome di Gesù. Amen, amen. Iniziamo a offrire, amen. Sai quante volte, proprio come te, sentivo un vuoto dentro e mi chiedevo cos'è. Sai quante volte, proprio come te, pensavo di essere sola in mezzo ad un deserto, ma poi ho compreso che sola non sono stata mai, proprio mai. Io ho visto grandi benedizioni nella mia vita, ho visto la sua opera in me, sorrido, grata per la vita che lui mi ha dato, wow, wow, sorrido perché lui da sola non mi ha mai lasciato, wow, wow, ti invito a chiedere e credere che lui in ascolto, lui ti ascolta sempre, e a vivere la vita tua come il sogno che lui ha già fatto per te. Sai quante volte ho lasciato che la rabbia e lo sconforto vincessero su me, ma Dio mi ha aperto porte, non sono fragile, lui è sempre la mia guida nell'oceano aperto. Ho la certezza che sola non sono stata mai, proprio mai. E ho visto grandi benedizioni nella mia vita, ho visto la sua opera in me, vai, sorrido, grata per la vita che lui mi ha dato, wow, wow, sorrido perché lui da solo
per te, come il sogno che lui ha già fatto per me. Sorrido, grata per la vita che lui mi ha dato. Sorrido perché lui da sola non mi ha mai lasciato. Ti invito a chiedere e credere che lui è in ascolto, lui ti ascolta sempre, e a vivere la vita tua come il sogno che lui ha già fatto per te. Facciamo ancora un applauso per Amanda. Amanda. Così come Loide che ha aperto questa serata e David Mancassola. Sono 3 dei 20 artisti che curo, che ho l'onore di curare per Hopeful Music, che è la nostra etichetta discografica che ha come obiettivo quello di incoraggiare, far conoscere e lanciare nuovi talenti emergenti della musica cristiana italiana. Tra l'altro J Factor, Amanda ha vinto l'ultimo J Factor. Chi non sa ancora che cosa sia dopo 13 anni, sappiate che c'è un festival di musica cristiana in Italia che ogni anno lancia, incoraggia nuovi giovani talenti emergenti per la gloria di Dio. Quindi jfactoritalia.it, andate a vedere e scoprirete, iscrivetevi. Quest'anno abbiamo anche lanciato la versione Kids, anche per i bambini dai 4 ai 14 anni, prima edizione appena finita, partiremo con la seconda. Quindi se volete iscrivervi a J-Factor 14 e J-Factor Kids 2, da luglio jfactoritalia.it e potete iscrivervi. Grazie per essere qui, per aver accolto il nostro invito, quindi a nome mio, a nome della CCMI Venezia. Grazie Pastore Daniel e la moglie, la Chiesa che ci ha dato l'opportunità, che ha preso a cuore questo evento, ci ha aiutato in tutto. Grazie di cuore per ancora per altri 8 giorni insieme alla sua splendida famiglia. Abbiamo passato 6 serate straordinarie in tutta Italia e sono grato a Dio per la sua vita, perché è di grande ispirazione per noi e per l'Italia, e sono grato a Dio perché sono certo che questo tour non finirà oggi, ma questo tour sarà una semina che porterà frutto per tanto tempo per la nostra nazione. Amen. Non credo ai casi, ma credo alle Dio incidenze, non alle coincidenze, e non a caso questo tour è partito con la fine dello stato di emergenza del Covid. Quindi è come voler dire anche alla Chiesa italiana: rialziamoci più forti di prima, ricominciamo a fare eventi, ricominciamo a rincontrarci, a fare delle serate per la gloria di Dio, usciamo dalle nostre case e troviamoci insieme e recuperiamo con gli interessi il tempo che abbiamo perduto, e siamo certi, perché queste sono promesse di Dio, che Lui ci restituisce sempre con gli interessi tutto quello che il nemico prova a rubarti e a portarci via. Amen? Quindi non voglio dire altro, non voglio aggiungere altro, vorrei semplicemente che lo potessimo accogliere con un grandissimo applauso da São Paulo, Tom Carfi. Mas, vindo da plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Buonasera Venezia! Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo
tudo mudou em mim. Pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim. Tudo mudou em mim. Vamos! Agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Abba, agora eu posso dizer. Que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Aleluia! Abba, agora eu posso dizer. Abba, mesmo sem eu merecer. Abba, agora eu posso dizer. Abba, mesmo sem eu merecer. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Teu jugo é suave, teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Não mais escravos. Abba, agora eu posso, pois você foi comprado por um alto preço, sem eu merecer. Vamos cantar mais alto. Abba, agora eu posso dizer. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho. Diga, eu merecer. Sou. Se você é filho, abra a tua boca e declare: sou filho, 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 filhos. Eu sou filho, comprados por um alto preço. Aleluia. Yeah. Teu jugo é suave, é leve. Oh, descanso encontro em ti, descanso em, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave, aleluia. Oh, descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer.
Porque Deus é poderoso Perché Dio è potente para fazer per fare infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, di tutto ciò che noi chiediamo, pensiamo, pelo poder dele que está em você. per il suo potere che è Você in pode te. dar uma salva de palmas para Jesus Tu puoi Cristo? dare un applauso a Gesù Cristo? Aleluia! Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. E Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que irá fazer. Ele é Deus. Você pode cantar isso comigo? Vai. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Pois Ele sabe. E Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que irá fazer. Ele é Deus. Porque Ele faz. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz do que pedimos, do que pensamos. Nem sempre o que Deus vai fazer tem a ver com o que estou pensando e esperando. Pois Ele sabe, e Ele sabe o que é melhor pra mim. Ele sabe o que irá fazer. Ele é Deus. Porque Ele faz, porque Ele do que pedimos, porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos. Você pode declarar isso? Vamos! Porque Ele faz do que pedimos, do que pensamos. Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Mais do que pensei, além do que sonhei, surpreendentemente realizou. Não importa o tempo, não importa a hora, se creres, tudo é possível. Porque Ele na sua casa, Nella tua porque casa. Ele. Vamos profetizar, aleluia, Profetizziamo sobre tua família, sulla diga, tua famiglia. porque Ele faz. Sobre este ministério aqui em Veneza, Su questo profetiza. ministero qui a Venezia, profetizza Infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Aleluia! Bem na minha vez de viver aquilo tudo que eu sonhei, bem na vez. Oh, 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 tente só mais uma vez. Aleluia!
Você pode se sentar. Puoi accomodarti. Aleluias. Aleluias. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Io voglio salutare tutti con la pace del Signore Gesù. Amém. É um grande privilégio para mim estar aqui nessa noite, È un grande privilegio per me essere qui questa sera, nessa igreja cheia de Deus, in questa chiesa piena di Dio, cheia do Espírito Santo de Deus, piena dello Spirito Santo di Dio, cheia do calor do Espírito Santo de Deus. piena del calore dello Spirito Santo di Dio. É uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com minha família. Minha esposa está ali. È un grande onore, una grande gioia essere qui con la mia Fique em famiglia. pé, minha esposa linda. Lì c'è la mia moglie, bellissima. Minha filha Sossô está ali também. C'è Fica anche de la pé. mia figlia Sosò. Isso. Eccola, Ai, que linda. bellissima. Mulheres lindas que Deus me deu. Donne bellissime che Dio mi ha dato. Então eu tenho um recado para você que é feio. E quindi io ho un avviso per te che sei brutto. Aprenda a cantar. Impara a cantare, Que Deus vai te dar uma mulher bonita. che Dio ti darà una bella donna. Ângelo Maldieri é prova disso. Angelo Maugeri è la prova di questo. Quero agradecer também meu amigo Ângelo Maldieri Io voglio ringraziare anche il mio amico Angelo Maugeri pela amizade, per l'amicizia, pelo companheirismo, per il compagnerismo, pela dedicação, pelo amor que você tem por mim, por minha família, por minha casa. per la dedicazione e l'amore che ha avuto verso di me, la mia famiglia e la mia Você casa. e a Isa, Te e Isa, que nos receberam tão bem che ci avete accolti così bene e prepararam toda essa turnê. e avete preparato tutto questo tour, Uma turnê maravilhosa. un tour meraviglioso Eu gostaria de pedir um aplauso, che io forte vorrei applauso, chiedere un forte pela turnê Inevitável Amor, applauso Ângelo Maldieri. per Angelo Maugeri. Que é uma pessoa que vem desbravando a música gospel na Itália, Che è una persona che sta portando avanti la musica cristiana in que Italia, carrega a música cristã na Itália, da Itália, che si porta dietro la musica cristiana in e Italia quer fazer com que a música italiana cresça e vuole far sì che la musica italiana e cresca alcance outras nações, e che raggiunga altre nazioni alcance outros povos. e raggiunga altri popoli. Deus levanta pessoas Dio innalza persone para trazer uma revolução em certas coisas. per portare una rivoluzione in certe cose. E eu vejo isso no Ângelo Maldieri, E io vedo questo in Angelo um Maugeri, revolucionário na música gospel un rivoluzionario della musica cristiana na Itália. in Italia. Amém. Amen. Quero agradecer também meu amigo pastor James, E voglio ringraziare anche il mio amico e pastore James também pelo cuidado per la tua cura e por ser um braço nessa turnê, e per essere un braccio in questo tour, nos ajudando, aiutandoci, contribuindo, contribuendo, estando conosco, stando con noi, nos levando para vários lugares, portandoci in vari luoghi sem medir esforços. senza misurare sforzi. Podemos ver o homem de Deus que você é, Possiamo vedere l'uomo di Dio che tu o sei, quão você se empenha pela obra de Deus. quanto tu ti impegni per l'opera di Dio. Tem coisas que às vezes os membros da igreja não veem, Ci sono cose che a volte i membri della Chiesa non vedono, somente as noites não dormidas, solo le notti non dormite, as viagens longas i viaggi lunghi e a dedicação e o amor pela obra. e la dedizione e l'amore per l'opera. E eu vi isso em você, E io ho visto questo in te, a tua igreja, teu ministério, que Deus continue abençoando e prosperando. nella tua Chiesa, il tuo ministero, che Dio continui a benedire e E que alcance prosperare toda a Itália. e che raggiunga tutta l'Italia. Amém. Amen. Você, sua esposa, seus E filhos. anche tua moglie, i tuoi figli. Agradecer também ao pastor Jaime, que eu conheci hoje, E voglio ringraziare anche il pastore Shaim che ho conosciuto uomo di oggi, Deus. un uomo di Dio, um anjo que Deus colocou aqui sobre essa igreja. un angelo che Dio ha messo in questa Que Chiesa. Deus continue. Eu falei o quê? Eu falei Jaime? Meu Deus. Pastor Daniel. Pastore Daniel, Desculpa. scusate, Isso. Eu erro assim mesmo, pastor. io sbaglio, scusa.
músico, né? Cantor. sono un cantante A cabeça fica viajando. em e la outros testa lugares. viaggia. Mas que Deus continue te abençoando aqui, pastor Daniel. Ma che Dio continui a benedirti qui, Pastore Daniel, Você, sua esposa, sua casa. te, tua moglie, la tua casa. Em nome de Jesus. Nel Uma nome salva di de palmas Gesù. também, pastor Un Daniel. applauso al Pastore Daniel. Amém. E a todos os artistas da Hopful, E agli artisti di Hopeful, uma salva de palmas. un applauso. Manda lá, Yes. Bom, vamos cantar. Cantiamo. Aleluia. Nós passamos por várias cidades Noi abbiamo attraversato varie città daqui da Itália. qui in Italia. Aliás, Itália é um país belíssimo, L'Italia è un paese bellissimo, país maravilhoso. un paese meraviglioso. E para quem não sabe, o Carfi E per chi non lo sa, Carfi é italiano, è un cognome italiano, nome siciliano. è siciliano. Yeah. Então eu tenho um pé na Itália E também. quindi io posso dire di avere un piede in Italia. Quem sabe eu teria os dois pés na Itália. Chissà, magari metto i 2 piedi in Italia. Mas era uma grande expectativa conhecer Veneza, Ma avevo una grande aspettativa di conoscere Venezia, a cidade que a gente só vê lá pela internet, nos Una- filmes. una città che vedevamo solo su internet e nei film. Era o nosso sonho conhecer Veneza, Conoscere Venezia era il nostro sogno, da minha esposa, o sonho dela. sogno di mia moglie, E obrigado por estarem realizando esse sonho. e grazie perché sto realizzando questo Ainda não sogno. conhecemos, Non abbiamo ancora conosciuto, mas amanhã conheceremos. ma domani la conosceremo. Amanhã estaremos na gôndola. Domani saremo in gondola E vamos postar foto e posteremo foto para se amostrar mesmo. proprio per farci vedere. Isso, para as pessoas que estão no Brasil. Le persone in Brasile vedano. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, em minhas cartas todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, em minhas cartas
jardim particular. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Chame por ele, Espírito. Eu quero. Faz meu coração fazendo todo. Oh, aleluias. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Espírito, oh, Santo Espírito, desce como incendeia, Senhor. Santo Espírito, desce como incendeia, 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 incendeia. Incendeia. Eu quero viver algo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que é. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou.
Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Quando eu era criança, Quando ero bambino, eu peguei meu violão, io ho preso la mia chitarra fui para a calçada de frente para minha casa e sono andato sul marciapiede davanti a casa mia e comecei a cantar. e ho iniziato a cantare. Eu não sabia cantar, não canto desde criança. Io non sapevo cantare perché non è che canto da quando ero bambino. E tinha vários garotos na rua. E c'erano vari ragazzini per strada. E aí, de repente, um garoto mais velho E all'improvviso un ragazzo un po' più grande olhou para mim e disse: mi ha guardato e mi ha detto: larga disso, menino, smettila ragazzo, porque isso não vai dar nada para você. perché questo non ti darà nulla. E eu era criança, ainda era uma criança. E io ero appena un bambino. Voltei para casa chorando, Sono tornato a casa piangendo, mas o tempo passou. ma il tempo è passato. E em 2015, E nel 2015 eu lancei um CD io ho lanciato un CD com a música que eu vou cantar agora, con la canzone che canterò ora, que é a música que marcou minha carreira. che è la canzone che ha segnato la mia carriera Tem mais de 130 milhões de visualizações no YouTube. e ha più di 130 milioni di visualizzazioni su YouTube. É uma canção que por onde eu viajo, Ed è una canzone che ovunque io viaggi, seja no Brasil ou fora do Brasil, in Brasile o fuori il Brasile, as pessoas cantam. le persone la cantano. E quando eu lancei o CD dessa canção, E quando io ho lanciato il CD di questa a canzone, canção ainda não tinha estourado. la canzone non era ancora venuta fuori. O caminhão de entrega de CDs, que a gente mandou fazer vários CDs, Il camion che doveva consegnare i vari CD parou na frente do meu escritório si è fermato davanti al mio ufficio e a minha secretária falou: Tom, e la mia segretaria mi ha detto: Tom, o caminhão de entrega chegou com os CDs, il camion che consegna i CD è arrivato com os primeiros CDs. coi primi CD. Aí eu falei, ela perguntou: posso pedir para o entregador entrar? E lei ha chiesto: posso chiedere a quello delle consegne di entrare? E eu falei: claro, pede para o entregador entrar. E io le ho detto: certo, digli di entrare. E quando o entregador entrou, E quando lui è entrato, eu olhei para ele io l'ho guardato e era a mesma pessoa ed era la stessa persona que há muitos anos atrás che molti anni fa disse para mim: mi aveva detto: larga disso, smettila, não vai dar nada para perché você. non ti darà nulla. A mesma pessoa que profetizou a minha derrota La stessa persona che ha profetizzato la mia sconfitta entrou pelas portas do meu escritório, è entrata dalle porte del mio ufficio carregando portando os CDs, i CD que seria che sarebbero a marca il segno
do meu ministério. del mio ministero. Ele profetizou a minha derrota, Lui ha profetizzato la mia sconfitta, mas a vitória ma la vittoria estava garantida. era garantita. Porque é Deus quem garante a vitória. Perché è Dio che garantisce la vittoria. Então eu te digo hoje, E quindi io ti dico oggi, não deixe que as palavras negativas de pessoas non lasciare che le parole negative delle criem persone raízes no seu coração. creino radici nel tuo Porque cuore. são só palavras. Perché sono solo parole. A única palavra L'unica parola que tem que criar raiz no seu coração che deve creare radici nel tuo é a palavra cuore que Deus tem para você, è la parola che Dio ha per que te, Deus tem para sua vida. che Dio ha per la tua Não vita. importa o que os homens digam, Non importa ciò che dicono o gli que importa uomini, é o que Deus pensa a seu respeito. ciò che importa è ciò che Dio pensa riguardo a te. Amém. Amen. Aleluia. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim: filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra para salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz eu estava a te olhar. Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar. Oh, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu. Sou o inocente que se fez réu. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim. Carrego seus pecados, vou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade. Por você eu me entrego numa cruz. Sou o caminho, a verdade, eu sou Jesus. Porque eu te amei, uma cruz pesada. Porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar. Porque eu quero te salvar, meus filhos. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Amém. Yeah. Yes.
Eu gostaria aqui de convidar uma pessoa muito especial Io volevo invitare ora una persona molto speciale para participar comigo. per partecipare assieme a me. Eu o conheci há pouco tempo, Io l'ho conosciuto da poco tempo, lancei o desafio, ho lanciato una sfida ele topou. e lui l'ha copiato. Eu gostaria que vocês recebessem com muita salva de palmas E io vorrei che voi riceveste con un grande applauso o grande maestro il grande maestro Pedro. Pedro. Eu já chorei, quase desisti. Eu já ganhei, e também perdi. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim. Vou até o fim com uma só certeza aqui. Há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Eu voltarei para o meu jardim. Tudo é tão bom lá no meu jardim. Eu guardei a fé, lutei o bom combate, sim, vou até o fim com uma só certeza aqui. Que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim, de pai pra filho. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Muito mais do que sonhei, nos teus braços estarei para sempre, ó Pai, para sempre. Porque eu sei que há um lugar pra mim lá no céu. Sim, eu sei. Perto do meu Senhor sentarei para ouvir a canção que Ele fez pra mim. Eu vou pro céu, sim, eu sei. Você pode cantar isso comigo? Eu vou
Quem tem certeza disso, diga: eu vou. Sim, eu sei. Mais uma vez. Eu vou. Pois eu vou pro céu. Sim, eu. Aleluia! Pedro! Yeah. Grazie, Pedro. Yes. É o bebê. É o bebê. Hã? Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Poderá também dizer: tu és meu Deus, meu refúgio, fortaleza e meu rei. Sob tuas asas sempre estarei, meu escudo e protetor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te alcançará. Recebi a autoridade, diga para todo mal: foge, foge, foge. E agora com vocês, recebam com muito carinho Angelo Malgeri. Aquí si nasconde nel nascondiglio dell'Altissimo, all'ombra dell'Onnipotente riposerà. E potrò anche dire che tu sei il mio Dio, il mio scudo, la fortezza, il mio re. Sotto le tue ali sempre io starò, il mio scudo protettore. 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla destra, nessun male ti raggiungerà. Prendi autorità e digli in faccia al tuo male: fuggi, fuggi, fuggi. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla destra, nessun male ti raggiungerà. Prendi autorità e digli in faccia al tuo male: fuggi, fuggi, fuggi. Era eu agora. É que eu estava gostando de ouvir ele cantar, eu esqueci que eu tinha que entrar. Mil cairanno a teu lado, 10.000 à sua direita. Perdão. Como se diz perdão em italiano? Perdono. Perdono. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te alcançará. Recebi a autoridade, diga para todo mal: foge, foge, foge.
ancora un forte applauso per Tom Carfi. Prima di concludere, andiamo verso la conclusione, saranno ancora 2 brani. Vorrei che la regia potesse mandare il contributo video. Grazie. Oggi mi trovo a Nairobi, in Kenya, a casa di Esther. Esther è una bambina di 7 anni che ho l'onore di poter adottare e sostenere a distanza attraverso Compassion. E sono venuto qui a casa sua. Casa sua è una stanza che è probabilmente grande quanto il mio bagno ed Esther condivide questa piccola stanza con altri 8 fratelli più la mamma. Il papà li ha abbandonati qualche mese fa, dedicandosi all'alcol. In the slum, life is very hard for the girl. A girl will become a parent, a mother at 12. She will be starting to be sexually active at around 8. And then at 12, she'll get to be pregnant. Becomes a very young mother and will have about 4 or 5 children at around 22. And at 25 and 26, this same girl will become a grandmother. Molte volte nella mia vita ho sentito dire: se Dio esistesse non ci sarebbero guerre in Africa, non ci sarebbe tutta questa povertà che c'è in Africa. Dopo tutti questi giorni che ho passato qui in Kenya, posso dire il contrario. Posso dire che se Dio non esistesse, non ci sarebbero tutte quelle persone che ho incontrato nel corso di questi 8 giorni passati qui a Nairobi. Ho trovato persone speciali, ho trovato persone che hanno voglia di sognare, hanno voglia di crederci. Tutto questo grazie a Compassion, grazie a quello che l'associazione sta facendo in tutti questi anni attraverso ognuno di voi, attraverso tutti quei sostenitori che in questi anni l'hanno appoggiata, sostenuta, incoraggiata. Compassion esiste proprio affinché questi bambini possano avere una vera dignità, possano avere una nuova identità. E la cosa più bella è che questa identità viene nata anche e soprattutto a livello spirituale. Quello che fa la differenza realmente non è tanto il posto dove ti trovi, ma il fatto di avere Gesù nella tua vita. Compassion esiste proprio affinché tutti questi bambini possano avere una prospettiva, possano avere un futuro. È a te che sto parlando, a te che stai guardando proprio in questo momento questo video, a te che magari hai appena visto delle immagini forti. Oggi hai l'opportunità di essere parte di questa grande famiglia, hai l'opportunità di poter entrare a far parte di questo progetto, poterti sentire utile alla causa e poter sostenere un bambino. Hai l'opportunità di poter strappare bambini dalla povertà e dargli una nuova dignità, dargli un'opportunità nuova di poter sognare e realizzare un qualcosa di importante. Questo attraverso Compassion. Perciò oggi ti chiedo di poter sostenere un bambino tu e poter dargli un futuro. Sostienilo. Nairobi è stata una delle esperienze sicuramente più forti, indimenticabili della mia vita, per svariati motivi. Ringrazio Compassion ancora qui, anche a Venezia, per avermi dato l'opportunità di fare questo viaggio e non solo poter vedere da vicino quello che realmente l'associazione fa di grande, ma soprattutto poter conoscere la nostra piccolina Esther, che insieme a Isa adottiamo ormai da un po' di anni, e poterla abbracciare
poterla vedere personalmente, poter vedere come un nostro piccolo seme mensile sta portando giovamento alla sua vita, non solo in tutto quello di cui lei necessita, quindi dal vestire, al mangiare, al curarsi, alle medicine, ma anche e soprattutto a livello spirituale. Quello che mi appassiona tantissimo di Compassion è che fra i tanti progetti uno dei principali è quello di curare i bambini anche dandogli un'identità spirituale. Sapere che Dio non si è dimenticato di loro, anzi far comprendere a queste vite che Dio ha scelto anche loro per dargli vita e vita in abbondanza. E questo, sapete, mi ha toccato molto, perché pensare che meno di un caffè al giorno, cioè con Isa abbiamo detto, ma quanto ci costa togliere un caffè in meno, anzi ci fa bene alla salute e salviamo una vita, gli diamo l'opportunità di poter crescere e vivere. Meno di un caffè al giorno che togliamo al nostro organismo, salviamo una vita dall'altra parte del mondo e gli diciamo: io ci credo, io credo in te, io voglio che tu cresca, che non ti manchi nulla. E questo mi ha davvero toccato molto e ci ha incoraggiato molto anche a sposare la causa di Compassion, perché l'abbiamo visto con i nostri occhi. E sapere che con un piccolo seme ti può incoraggiare una vita. Solo per raccontarvi un piccolo aneddoto, una piccola testimonianza che è successa lì a Nairobi. L'ultimo giorno ci siamo trovati a pranzo con un giovane, e questo giovane mi raccontava che lui era un bambino adottato da una famiglia americana, Compassion, e tutti quegli anni in cui è stato adottato lui ha studiato, ha avuto modo di crescere, ha avuto modo di poter crescere senza che gli mancasse nulla attraverso questa coppia americana. E pensate un po', oggi lui è uno dei medici più importanti di Nairobi e salva vite. Cioè, questa coppia dall'America, togliendosi un caffè al giorno, ha permesso a questa vita di poter crescere, poter studiare e oggi poter essere uno dei riferimenti nella città di Nairobi e salvare tante vite. Davvero straordinario. Ho invitato Ton, che è stato con noi nella sede di Compassion a Torino proprio sabato scorso, ha visto un po' tutto quello che l'associazione porta avanti. Anche a lui ci teneva a dire qualcosa in merito, anche in merito ai bambini in Brasile, con cui stiamo collaborando proprio insieme a Compassion. Tom. Amém. Eu estive, como o Ângelo falou, estive na sede da Compassion em Torino. Come ha detto Angelo, io sono stato alla sede di Compassion a Torino Pude conhecer o trabalho sério deles. e ho potuto conoscere il loro lavoro serio. Eu já fazia algumas parcerias, mas eu apenas enviava um vídeo, não os conhecia pessoalmente. Io facevo delle collaborazioni, ma inviavo soltanto video, non li conoscevo ancora personalmente, E vi que eles estão fazendo parte de uma grande missão. e ho visto che loro stanno facendo parte di una grande missione. E assim como alguns países, E così come alcuni paesi, o Brasil, il Brasile, embora é um país lindo, maravilhoso, nonostante sia un paese bellissimo, meraviglioso, também é um país que precisa de ajuda, è un paese che ha bisogno di aiuto, principalmente quando principalmente se trata das crianças. quando si tratta di bambini. Uma criança que nasce num lar bem pobre do Brasil, Un bambino che nasce in una casa molto povera in Brasile ela enfrenta alguns problemas. affronta alcuni problemi. E um desses problemas que eu tenho como o maior problema E uno di questi problemi, che io lo considero il più grande, é que por ela ter uma vida escassa, è che siccome ha una vita scarsa às vezes nascer num lar desestruturado, e a volte è nato in una casa senza struttura, ela é facilmente aliciada para o crime organizado. è facilmente relazionata, si relaziona col crimine. Em algumas favelas, principalmente do Rio de Janeiro, In alcune favelas di Rio de Janeiro você pode ver crianças puoi vedere bambini portando armas, con delle armi, porque na cabeça dela, perché nelle loro menti a única forma que ela tem de alcançar uma vida boa l'unico modo che hanno per raggiungere una buona vita é através do crime. è attraverso il crimine. Eu cresci num bairro pobre de São Paulo Io sono cresciuto in un quartiere povero di San Paolo e eu fui tentado, recebi convite também para entrar e anch'io ho ricevuto degli inviti per entrare a far parte em grupo criminoso, di questi gruppi criminali. mas Deus me guardou. Ma Dio mi ha protetto. Mas nem todas as crianças tiveram
a mesma escolha, a mesma opção, o mesmo destino que eu. Non tutti i bambini hanno avuto la mia stessa scelta, opzione e destino. E a Compassion está entrando também no Brasil, E Compassion sta entrando anche in Brasile, ajudando diretamente essas crianças aiutando in maniera diretta questi bambini que precisam de nós. che hanno bisogno di noi, Precisam de mim, hanno bisogno di me precisam de você. e hanno bisogno di te. Tem muitos brasileiros aqui. Ci sono molti brasiliani qui E uma coisa que a gente sempre fala um para o outro e una cosa che noi diciamo sempre uno all'altro é que o Brasil tem um grande potencial è che il Brasile ha un grande para se potenziale tornar uma grande potência econômica mundial. di diventare una grande potenza economica mondiale, Mas por causa de instabilidades ma a causa políticas, di instabilità politiche, corrupção, corruzione, o Brasil ainda não alcançou il Brasile non ha ancora o raggiunto patamar que pode alcançar. il livello che può E a raggiungere. gente sabe que a solução disso E noi sappiamo che la soluzione per questo está nas crianças. è nei bambini. Elas são a esperança. Loro sono la speranza, Elas são a nova geração. loro sono la nuova generazione. Talvez você não consiga mudar o mundo, Magari tu non riesci a cambiare il mas mondo, nós podemos mudar a vida de uma pessoa. ma noi possiamo cambiare la vita di una E persona. talvez essa pessoa E magari questa persona irá transformar trasformerà um país. un paese. Amém. Amen. Amen, proprio così. Insieme a Tony questa sera siamo qui, oltre che per aver condiviso questa serata di lode e adorazione al nostro Dio, anche per farvi un appello. E l'appello ve lo facciamo dal palco perché chiaramente dopo non vogliamo creare assembramento, non vogliamo creare troppa calca. Quindi il nostro appello in questa sera è che se qualcuno di voi, c'è qualcuno in questa sala che decide e dire ok, anch'io voglio togliermi un caffè al giorno, anch'io voglio magari ricevere maggiori informazioni, sapere un po' di più di quello che è stato detto da me e Ton, capire un po' di più. Io quello che ti chiedo in questa sera in maniera molto semplice è di alzare la tua mano. Noi siamo venuti qui con Rino, potete accendere le luci così magari vedono anche i nostri volontari, c'è Rino con altri due nostri ragazzi volontari che sono qui per servirvi. Se volete maggiori informazioni io ti chiedo, per evitare la calca dopo, alza la tua mano lì dove sei e di io vorrei avere maggiori informazioni. Dio ti benedica, io vorrei fare la differenza sostenendo un bambino, io vorrei fare la differenza togliendo un caffè al giorno, salvando una vita. Dio ti benedica, Dio ti benedica. C'è qualche altra mano? Dio ti benedica. Rino, qui. Dio ti benedica. Pensare che con un piccolo gesto oggi possiamo cambiare la vita, come ha detto Ton, la vita di una persona. Ci sono bambini in Brasile e in Kenya che hanno bisogno di noi. Bambini che con un piccolo gesto possiamo salvare, portare non solo a Dio, ma a salvare tante vite. Io non voglio insistere, ma ti chiedo, se c'è qualcuno che vuole adottare un bambino o maggiori informazioni chiedere, voglio capire di più, alza la tua mano lì dove sei. Amen. Dio ti benedica. Grazie. Grazie. C'è qualcun altro? Ok. Se non c'è qualcun altro, io intanto invito... Ok, io non voleva dire qualcosa mentre arriva lì. Ad ogni modo c'è anche lo stand tra poco che finiremo. Se volete chiedere maggiori informazioni potete parlare con loro, cercando di non fare troppo assembramento. Chiedo a chi ha alzato la mano di poter alzarsi in piedi perché vorrei che facessimo un forte applauso a queste persone dal grande cuore. Anche lì in fondo. Grazie. Grazie per il vostro gesto. Rino, volevi dire qualcosa? Ok. Grazie innanzitutto per tutti coloro che hanno alzato la mano e hanno deciso di sostenere il bambino a distanza. Quello che vi chiediamo è che c'è un foglio con la foto del bambino, dovete semplicemente compilare i dati anagrafici, nome, cognome, l'indirizzo di casa, un'email e un cellulare per potervi ricontattare. Poi potete tranquillamente, i nostri volontari di Torino, definire
come volete fare la donazione, se col bonifico, la carta di credito, bollettino postale, non importa, e soltanto poi in fondo la firma per la privacy, ovviamente per i dati di legge. Noi saremo lì al punto informativo, se qualcun altro decidesse ancora di sostenere saremo lì. Dovete obbligatoriamente consigliare questo perché ogni bambino è sostenuto da un'unica persona, quindi se prendete la scheda e non abbiamo il foglio indietro non sappiamo a chi è andato. Quindi io vi ringrazio, saremo ancora lì alla fine della serata per ritirare le vostre adesioni per chi ha preso la scheda e per far sì che ci siano altre persone che possano prendere un bambino a distanza proprio in questa serata. Dio vi benedica, grazie. Grazie Rino, e grazie a Compassion per l'enorme lavoro che svolge. Bene, siamo verso la conclusione, ultimi 2 brani. Il primo è il duetto che è uscito pochi giorni fa, Inevitabile Amore, che ha dato anche il nome al tour prima che iniziasse. È un brano che abbiamo scritto io e Marco, un mio caro amico, produttore e collaboratore ormai da tantissimi anni, e che ho chiesto anche a Tony di interpretare in duetto. E lui ha fatto poche domande. Lui fa poche domande. Vero Amanda? Dove sei? Amanda è scappata. Dove sei? Eu pedi pro Tom cantar essa música comigo e Tom faz poucas perguntas, né? Sì, lui non fa domande. Lui risponde sempre andiamo, ok. E ele Vamos. sempre fala, vamos, bora. Va. Tom, vieni in Italia a fare un tour con me, 18 giorni con me a casa mia, ci divertiamo. Vamos. Tom, vem pra Itália passar 18 dias comigo. E ele falou, vamos. Senza domande, vamos. Tom, vieni, facciamo il videoclip del brano che uscirà giovedì, tra l'altro, no? Tom, vamos fazer o clipe da música que vai sair agora, quinta-feira. Giovedì. Vamos. Vamos? Molto semplice, niente di più. Muito simples. E io ringrazio Dio per l'umiltà di questo uomo e servo di Dio. Eu agradeço a Deus pela humildade desse homem servo de Deus. In questi anni ho collaborato con tanti artisti, cantanti brasiliani, di musica cristiana, gospel brasiliana. Em todos esses anos eu colaborei com vários artistas da música cristã brasileira. Ma in lui davvero ho trovato, oltre che un collega, Mas nele, além de colega, ho trovato un amico sincero, eu encontrei amigo sincero. una persona davvero speciale che ama Dio con sincerità e umiltà di cuore. Uma pessoa especial que ama Deus com simplicidade e humildade de coração. Che quando si arriva al suo livello non è semplice da trovare. Porque quando uma pessoa chega no nível que ele chegou, não é simples de achar uma pessoa Quindi igual. volevo onorare pubblicamente Tom Carf. Então eu queria honrar publicamente a Tom Carf. Che la sua vita possa essere ancora di grande esempio per la musica cristiana in Brasile. Que a tua vida possa ser grande exemplo para a música cristã no Brasil. Che tante anime possano arrivare a Cristo attraverso lui. E que muitas almas possam chegar a Cristo através dele. Allora vogliamo condividere insieme per l'ultima volta nel tour, E a gente quer compartilhar pela última vez do tour. insieme Inevitabile Amore. Il mio rifugio sei tu, è l'unica fonte purissima tu, dissetami e rinnovami. Tu sabes tudo que eu sou. Não sou perfeito, mesmo assim me amou. Abraça-me e consola-me. Sono migliore insieme a te, rendi il mio cuore nobile, mi dai coraggio e vita, inevitabile amore, sei luce, sei Padre, inevitabile amore, sei. Nenhum obstáculo é tão grande que eu não possa vencer. Prepara-me
e transforma-me. Non ho paura di perdermi, sei tu alla guida, mi fido di te. Riposami e conserva-mi. Contigo eu posso ser melhor. Vem restaurar meu coração. Me traz coragem, vida. Inevitável é o teu amor. Minha luz, meu Pai, inevitável é o teu amor. Mi hai trovato, ero legno grezzo. O deserto me alcançou. Padre, tu mi hai ridato un senso. Inevitável é. Inevitabile. Inevitável é amore. Inevitabile amore. Amen. Amém. Perché l'amore di Dio, dal momento che lo realizzi e lo conosci, è impossibile evitarlo, è inevitabile, è inevitabile. Tra l'altro potete trovare il brano in tutti i digital store, Spotify, basta scrivere Inevitabile Amore, Inevitabile Amor, e lo trovate lì disponibile. E da giovedì su YouTube il videoclip ufficiale. Prima di concludere volevo ringraziare, poi concludiamo con un altro brano che vi farà ben muovere. Volevo ringraziare ancora la Chiesa, davvero, che ci ha dato l'opportunità, Pastore Daniel, anche Pastore James, che ci ha accompagnato in tutto questo viaggio che è stato lungo, intenso, ma grandemente benedetto. Siamo partiti da Milano, siamo poi passati a Torino, a Verona, Roma, Firenze, oggi chiudiamo a Venezia e veramente siamo grati a Dio per la protezione, la guida che ci ha dato, per come è stato con noi. Abbiamo visto veramente oltre di tutto quello che immaginavamo e ci aspettavamo, quindi Dio è stato fedele. Ancora un forte applauso alla Chiesa, ai ragazzi del suono, regia video, audio, grazie. E poi anche un applauso anche a Loide, David Mancassola, Amanda, che hanno aperto la serata, hanno anche interpretato la serata. Tra l'altro Amanda ha anche adattato in portoghese il brano che abbiamo scritto, quindi grazie, grande lavoro. E poi Tom voleva dire una cosa prima di lasciarci. Voi venite qua in mezzo perché dovete... Sì, adesso capirete perché. Prego. Que é prego? Prego não é de nada? Tipo, obrigado de nada? No, è un'altra cosa. Prego também pode ser depois. depois. Ok. Prego. Eu quero fazer um vídeo Voglio fare un video que hoje é o final da nossa turnê. perché oggi è la fine del nostro Estamos tour fechando com chave de ouro. e stiamo proprio chiudendo alla Foi grande. lindo hoje. È stato bellissimo Foi oggi. maravilhoso È hoje. stato meraviglioso E eu oggi. queria me mostrar, se Io mostrar, né? Se volevo mostrar proprio farmi vedere para o Brasil. al Brasile. Exato. Então vou pedir para que acendam todas as luzes. E quindi vi chiedo per favore di accendere Vocês tutte le fiquem todos de luci, pé. che vi possiate Anche alzare la regia audio, tutti, video, venite qua. tutti quanti venite qui. Regia audio, video, così Isso. vedete. Dá para acender tudo. Se possiamo accendere tutte le luci. Tudo, pastor Daniel. Rino, vieni. Giorgio, dov'è? Vieni. Isso. Aí. Lo fa lui. Aí eu vou falar assim, ó. Allora io dirò, Estamos chegando ao fim da nossa turnê. andando alla fine del nostro tour. E cantamos aqui em Veneza. E abbiamo cantato a Venezia. Mas ninguém veio. Ma nessuno è venuto. Né, Ângelo? Ninguém veio. Nessuno è venuto, dirò. Aí, Venezia! E quando dico Venezia, voi... Ok? Ok? Vamos lá então.
Anche lì che in fondo stringetevi un po' di più. Così venite. Isso, junta tudo. Stringetevi. Unitevi, unitevi. Lo stato di emergenza è finito, non preoccupate. Isso, Il virus è scomparso. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa tour. E o fim da nossa tour não poderia ser melhor na cidade de Veneza, a cidade mais linda do mundo. Mas não veio ninguém, Angelo Malgeri. No, veio ninguém. Non è Tour venuto inevitabile, nessuno. amore, nada. Nessuno, nada, nessuno. E agora? Venezia! Yes! La regia. Ok, concludiamo con quest'ultimo brano, dove restate in piedi perché balleremo, e poi 2 ultimi annunci, 2 annunci e ci salutiamo. Non andate via, facciamo una foto, ci salutiamo, dai, non andate via. 3 minuti. Prego, ultimo brano. Prego! Vem, Jesus me conquistou, mudou a minha vida. Me chama que eu vou fazer o quê? Venezia, jump, 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 jump. Oh, eh, hey, oh, ah, oh, eh, hey, oh, ah, oh, eh, hey, oh, ah, é a minha rocha, minha fortaleza, libertador, é meu refúgio, é meu escudo, poder que salva. Clamei ao Senhor que é digno de louvor. Estou salvo do perigo, estou livre do inimigo. Na minha aflição, clamei ao Senhor. Do seu trono ele ouviu a minha voz. Jesus me conquistou. Jesus me conquistou. Vem, vem, vem. Mudou a minha vida. Me chama que eu vou pular de alegria. Então tira o pé do chão, quero ver. Vai. Oh, eh, eh, oh, ah. Oh, eh, Vai. eh, oh, ah. Oh, ei, yeah, oh, yeah. Cristo Salvador, Cristo Redentor, transformou a minha vida, hoje livre sou. Uma luz brilhou, uma flor brotou, todo dia tua glória me purificou. Fiel, te revelas, fiel e puro, minhas trevas tu transformas em luz, me iluminar. Cessei-me, Venezia, cantemos juntos, hein? Jesus me conquistou, mudou Mudou a minha vida. e então me chama, Me vem chama que eu vou fazer o quê? pular de alegria. Então tira o pé do chão, vai. Jesus me conquistou. Ei, mudou a minha vida. Então me chama, Me vem. chama que eu vou pular de alegria. Então tira o pé do chão, quero ver. Vai. Oh, ei. Ei. Oh, Oh, ei. Yeah, oh, ai, ei. Vai. Oh, ei. Oh, yeah. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo. E ancora un forte applauso per Tom Carfi. Angelo Malgeri. Grazie di cuore.
Dio vi benedica, noi saremo lì, ma intanto lascio il microfono ad Amanda e ci salutiamo. 2 annunci e abbiamo finito. Yes. Quanti sono stati benedetti questa sera? Quanti vogliono già un altro tour? Yeah! Prepariamo il secondo, non mi sta manco ascoltando, se no mi uccide. Allora, volevo dirvi giusto 2 cose. Come è stato detto prima, lo stand di Compassion è lì. Chi vuole informazioni, chi nel frattempo ha sentito nel cuore di adottare un bambino, il lavoro straordinario che fanno, passate di lì, chiedete informazioni e lasciate che Dio vi usi. Seconda cosa, questa è la maglia del tour, Inevitabile Amore. Sono sicura che in queste 6 date abbiamo sentito l'inevitabile amore di Dio. Amen? Quindi se tu vuoi collaborare, come dicevamo prima, per la musica cristiana in Italia, se tu vuoi collaborare affinché l'opera di Dio avanzi, passa lì dallo stand che avremo le maglie, i CD, i braccialetti. Passate, chiedete e vi sarà dato. Dopodiché, videoclip, giovedì esce il videoclip di Inevitabile Amore, condividete, inviate ai vostri contatti, spargete questa meravigliosa canzone. E ultima cosa, Angelo Maugeri, Tom Carfia da qualche parte non lo vedo, comunque saranno lì per fare foto e darvi un ultimo saluto. Che Dio vi benedica e buon ritorno a casa!